Il tempo passa e purtroppo, è un cattivo compagno di viaggio in questo senso, perché porta un po' a dimenticare, ma chi ha vissuto la tragedia evidentemente non dimentica nulla. Cosa è cambiato in questi 3 anni da questo punto di vista? Ma per quanto riguarda la ricostruzione, è andata abbastanza lentamente per quanto riguarda le ricostruzioni private, ma la ricostruzione dei luoghi, dei paesi, è veramente tutta ancora ferma al punto di partenza. Per quanto riguarda le chiese, ricordo che la distruzione delle chiese è praticamente la morte delle comunità dei villaggi. Ora noi abbiamo potuto rimettere a posto alcune chiese grazie a Errani, il primo commissario, perché dopo di lui non c'è stato più nulla e noi siamo fermi. Io nella mia diocesi sono riuscito a mettere a posto una quindicina, una ventina in totale, e che è molto poco, però è già un piccolo segno. Non si parla solo di ricostruzione materiale, appunto, ma anche spirituale. Come si potrà procedere da questo punto di vista? Allora, per quanto riguarda la ricostruzione spirituale, umana, sociale e spirituale, nella nostra diocesi noi abbiamo dato una grandissima importanza e io ho cercato di assicurare subito un luogo provvisorio di incontro e di preghiera. Ora, per far crescere la speranza in questo momento non è assolutamente facile, per due motivi. Primo, perché gli anziani se ne vanno un po' per volta, muoiono e hanno la sofferenza di non rivedere i loro luoghi. I giovani, i ragazzi soprattutto, un po' spaventati dal terremoto, sono andati altrove e rischiano di non ritornare più in questi luoghi. La gente ha ancora paura. La paura non la togli mai. Vincere la paura è il lavoro più difficile che noi cerchiamo di fare attraverso la solidarietà e la responsabilità.